Focolaio di Covid-19 all'ex caserma Serena di Dosson, una vera e propria emergenza per il consigliere regionale di Veneti Uniti Pietro Dalla Libera che necessita, dice, di una risposta immediata e decisa. È una situazione, secondo me, drammatica, che va affrontata, è un focolaio importante che va affrontato con decisione, quindi al di là dei tamponi devono effettivamente garantire che ora queste persone stiano chiuse dentro in caserma e non possano uscire e cercare di fare anche i tamponi alle persone con le quali possono essere state in contatto. Con la ripresa massiccia di sbarchi sulle coste italiane, la decisione del Senato di autorizzare il processo del leader della Lega Matteo Salvini per la gestione del caso Open Arms viene considerata da Dalla Libera una brutta pagina per la politica italiana. Io non riesco a capire come non si possa decidere di bloccare le frontiere e fermare questi arrivi, ecco, per cercare di in pratica dare un po' di respiro sia al nostro turismo, sia all'economia e sia darci un po' di tranquillità dal punto di vista della salute. Problematiche che fanno risaltare ancora una volta la necessità di una vera autonomia per il Veneto. Io credo che in qualche modo questo governo arriverà a fare delle proposte sull'autonomia, però sono abbastanza perplesso sul fatto che queste proposte di autonomia provenienti da questo governo possano essere in linea col progetto di autonomia che noi vogliamo come Veneto. La prossima legislatura regionale dovrà essere una legislatura in cui l'obiettivo autonomia sarà l'obiettivo principale.